Appellanza sulla segnaletica diretta. Si rileva che le indicazioni già fornite all'amministrazione per il ricordo del territorio vengono tenute in moderata considerazione. Si fa riferimento all'insegna della frazione di Santo Marino, già segnalata durante il precedente Consiglio Comunale. È rimasta in piedi ma illeggibili e semidiversa per tutta l'estate, anche varie settimane dopo la segnalazione formale nel precedente Consiglio. L'intervento poi realizzato è stato di rimozione piuttosto che di sistemazione. Agli amministratori tocca il compito di trovare le soluzioni ai problemi, ma in questo caso sembra che abbiano preferito eliminare direttamente il problema. Se si continua a segnalare segnaletiche e malandate, si teme di restare senza segnaletiche. Comunque vogliamo sperare che la rimozione sia temporanea e che sia legata all'aggiornamento delle indicazioni stradali, riportando correttamente anche il nome del nuovo comune sul cartello. Purtroppo, per i miei motivi, abbiamo fornito una pessima immagine ai turisti che hanno attraversato il nostro territorio ed abbiamo anche comunicato ai nostri cittadini un messaggio civico non edificante, di disinteresse per il bene pubblico. Il rammarico si rafforza considerando che si tratta di interventi che non hanno bisogno di soldi, ma solo di sensibilità. All'assessore al territorio e dei lavori pubblici, verso cui corre l'obbligo di segnalare questa sua inadempienza, si chiede di conoscere le sorti delle indicazioni stradali in questione. Nell'occasione, l'assessore alla cultura si raccomanda più attenzione anche ai messaggi che vengono trasmessi dall'opera complessiva della cultura, affinché non tolgano senso alla delega ricevuta.